Cominciamo con i saluti delle autorità. Questa, abbiamo detto, è una festa. Alla festa si invitano gli amici, noi siamo fortunati, ne abbiamo parecchi e grazie al lavoro dei due presidenti l'ordine ha anche un'importanza nazionale, è riuscito a stringere tante sinergie. Oggi vorremmo cominciare con la Regione, con una rappresentante della Regione, perché la Regione è quella che ha le competenze maggiori, insomma, per quanto riguarda la sanità, e quindi invito sul palco l'avvocato Francesca Scatto, presidente della Sesta Commissione Consigliare e anche consigliera appunto della Regione Veneto. Benvenuta, prego. Grazie a Giovanni per questo invito. Qualcuno si chiederà, ma la Presidente della Sesta Commissione non è la Presidente della Quinta che si occupa appunto nella fattispecie di sanità. Ebbene, io sono Presidente della Commissione che si occupa soprattutto di cultura e penso che la cultura sia strettamente connessa anche alla vostra professione. Tant'è che ho depositato da poco un progetto di legge statale che si occupa della defiscalizzazione delle spese per la cultura, alla pari di quello che può avvenire per le spese farmacologiche, per le spese che afferiscono propriamente al tema della sanità e della salute, perché la cultura cura. E allora mi volevo riagganciare a quanto detto poc'anzi da chi mi ha preceduto per quanto riguarda l'appartenenza all'ordine. Anch'io appartengo a un ordine, sono un avvocato, e credo che quello che contraddistingue le professioni di chi appartiene ad un ordine siano principalmente quelle che si rifanno alla deontologia, perché io credo che un professionista, che sia un medico, che sia un avvocato, che sia un ingegnere, che sia un architetto, debba fondare la propria professione sulla dignità, perché siamo noi che diamo la dignità alla professione. E lo dico, e mi preme sottolinearlo, anche da politico, perché questo fa sempre la differenza, la nostra dignità, il nostro modo di porsi di fronte agli altri, il nostro modo di trattare gli altri, la cura che dobbiamo avere nei confronti degli altri. Allora, nell'accingermi a fare gli auguri a coloro che si iscrivono, a tutti gli iscritti che oggi festeggiano con le loro famiglie, vorrei dire che la professione più importante, e mi sento di dirlo, è assolutamente quella del medico, perché se non c'è chi ti sta vicino nei momenti in cui sei più fragile, nei momenti in cui senti di aver bisogno veramente dell'altro per vivere, nell'altro devi trovare la competenza, la professionalità, ma soprattutto l'umanità. E questo siete voi, medici, e a voi va la mia più grande gratitudine. Grazie Presidente. Ci sono già alcune parole che i ragazzi possono segnarsi: cura, deontologia, passione, umanità. Così cominciamo a fare un quadernetto adesso. Proseguiamo con un'istituzione che per noi è veramente fondamentale, che ci sta vicino tantissimo, non solo per organizzare questa bella festa, questa bella giornata, ma in tantissime iniziative. E uno dei più grandi amici, penso che abbiamo, credo, Giovanni, è Simone Venturini, assessore alla coesione sociale e alla programmazione sanitaria del Comune di Venezia. Buongiorno a tutti e grazie per questa bella iniziativa. Qualche anno fa, ormai forse 7-8, Giovanni mi disse: ho un'idea, dobbiamo dare rilevanza pubblica e dignità enorme a questo momento, perché è il momento in cui appunto i giovani si apprestano a entrare in servizio, ma anche il momento del ringraziamento di chi ha dedicato decenni di professione e di vita e di tempo sottratto appunto a famiglia, passioni, affetti, per salvare vite e per curare persone. E allora abbiamo trovato questa sala, questo teatro, che è il più bel teatro chiama la sala, della città. chiama la teatro. E abbiamo detto sì, dobbiamo farla qui, perché questa giornata non ha rilevanza solo per voi medici, per le vostre famiglie che oggi insomma o festeggiano i tanti anni di servizio o vi fanno l'in bocca al lupo per l'inizio di questa avventura, ma ha rilevanza pubblica, ha rilevanza per la comunità. E 8 anni fa non eravamo in questa situazione di paese. Oggi ha ancora più rilevanza pubblica, perché stiamo aspettando questi nuovi medici veramente come l'acqua nel deserto.
Sappiamo le difficoltà del momento storico, sappiamo anche che voi state proponendo, state problemi a livello nazionale col Presidente Anelli per dare anche delle possibili soluzioni, per raccontare quali sono i problemi e quali sono anche i possibili interventi da fare per ridurre al minimo le situazioni di criticità. Però è evidente che il momento storico è importante, richiede la massima collaborazione di tutti, come è stato negli ultimi anni, come è ancora oggi, con molte iniziative. Per questo il Comune, quando l'Ordine chiama, c'è, il Comune risponde eccoci, e insieme riusciamo ad affrontare meglio alcune situazioni che possono nascere e verificarsi nel territorio comunale e nel territorio metropolitano. Fortuna vuole, insomma, che poi questo duo funziona perfettamente, quindi Giuliano e Giovanni sono persone molto attive che da anni lavorano benissimo per il territorio, e si è creata veramente una bella squadra, una bella empatia con Gabriele, con tutti, con Chiara, e quindi ecco, da anni stiamo lavorando molto molto bene. Quindi vi arrivi oggi a voi, Ordine di Venezia, il ringraziamento della città e anche il nostro affetto, e il grande in bocca al lupo a tutti i nuovi medici che appunto prendono servizio, e un grande ringraziamento ai medici che festeggiano un bel traguardo quest'oggi. Bocca al lupo a tutti. Grazie mille Simone, grazie Assessore. E l'Ordine, devo dire, da tantissimi anni ormai riceve anche un grandissimo sostegno dalle 2 aziende sanitarie del territorio veneziano, e vorrei anche ricordarvi che il territorio veneziano è particolarmente vasto, perché va da Chioggia, passando per il centro storico, a tutto il litorale del Veneto orientale. Allora, la prima delle 2 aziende sanitarie, solo per numerazione diciamo così, è l'ULSS 3 Serenissima, e oggi è rappresentata dal direttore sanitario, il dottor Giovanni Carretta, che prego di salire. Anche lui un nostro amico, diciamo così, possiamo dirlo? Assolutamente sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Io mi rivolgo ai giovani colleghi e volevo dire loro che penso che loro sono veramente molto molto fortunati per un paio di motivi fondamentalmente. Il primo è che si iscrivono a un ordine che è un ordine di riferimento a livello nazionale. Qui oggi sono presenti i vertici nazionali e non sono presenti a caso, loro girano molto, si impegnano, ma non credo che saranno presenti a tutte le giornate dei medici, per cui ringrazio il dottor Leoni che riesce a essere un punto di riferimento a livello nazionale. Quindi voi vi iscrivete a un ordine che è un riferimento a livello nazionale, e vi garantisco che questo non è poco. Il secondo motivo è che comunque vi affacciate a una professione che è la professione più bella del mondo, tra parentesi nella città più bella del mondo, con la consapevolezza che comunque vi muovete in una realtà che rappresenta l'eccellenza. E non solo perché è inserita all'interno di una regione che è benchmark a livello nazionale, e questo mi pare che sia fuori discussione, ma anche perché a livello provinciale, e dico non a livello di Mestre, ma a livello provinciale, abbiamo avuto anche recentemente dei riconoscimenti straordinari. Se guardate i risultati del programma nazionale esiti, che conferma come in almeno 2 o 3 discipline siamo tra i migliori ospedali, ma riferimenti a livello nazionale. Il direttore generale in questi giorni, di cui vi porto i saluti, ha rappresentato un ringraziamento a tutti i dipendenti, che io comunque riporto in questa sala a chi è qui presente, perché bisogna veramente fare i complimenti a tutti, perché se siamo riferimento, e in un caso anche forse il miglior riferimento, però, della chirurgia oncologica a livello nazionale, è grazie all'impegno di tutti, ma non soltanto di chi lavora a Mestre, ma di tutti gli ospedali SPOC e anche della rete a livello provinciale, perché la collaborazione straordinaria che abbiamo con l'ULSS 4 ci permette di avere dei risultati, considerando anche i dipartimenti che sono transmurali e che riguardano la provincia, che sono assolutamente fondamentali. Per cui ritenetevi fortunati, abbiate questa consapevolezza. Vi lascio con una suggestione soltanto prima di cedere la parola, cioè il fatto che oggi come oggi stiamo vivendo la 4ª rivoluzione industriale, no? La prima rivoluzione è stata quella del motore, la seconda quella dell'elettricità, poi è arrivata la rivoluzione informatica, adesso stiamo vivendo la 4ª rivoluzione industriale. Allora, di fronte ai 1000 problemi che abbiamo di risorse, di personale, di criticità che possono essere le più varie, dobbiamo guardare al futuro con un po' di intelligenza e di speranza, perché se rimaniamo consapevoli di ciò che si sta avvicinando, parlo dell'intelligenza artificiale, parlo della realtà virtuale, parlo di internet delle cose, parlo della robotica, parlo della stampa 3D, parlo dei computer quantistici, ecco,
La sanità che vivremo nei prossimi decenni sarà lontana 1000 miglia da quella che viviamo oggi. Come i primi motori hanno rivoluzionato completamente l'industria, come l'elettricità ha cambiato la faccia al mondo intero, sappiate che quello che sta per succedere è una rivoluzione epocale, per cui affrontiamo questo cambiamento governandolo, non subendolo, e credo che anche su questo l'ordine sia un maestro fondamentale, un punto di riferimento dal punto di vista deontologico, in modo tale che anche le criticità diventano delle opportunità. Le carenze di personale possono essere l'opportunità per trovare nuovi modelli organizzativi e tutti quanti voi, ciascuno nel suo piccolo, penso che possa dare un grande contributo per questo. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie, buonasera a tutti. Io vi porto i saluti del mio direttore generale, il dottor Mauro Filippi, e dell'intera direzione strategica. Ringrazio l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri per questa bellissima iniziativa e saluto tutte le autorità intervenute. Quando ho ricevuto l'invito per partecipare a questa iniziativa ho ripensato a uno dei giorni, forse il giorno più felice della mia vita dopo la nascita dei miei figli, che è stato il giorno in cui mi sono laureata. 30 anni fa pioveva, era il giorno dei morti e per me rimane il giorno più felice della vita. Ecco, con questa sensazione di passione, di motivazione che in 30 anni non mi ha mai abbandonato, ecco, desidero rivolgere un saluto particolare ai medici che oggi festeggiano 50 anni di laurea e ai giovani medici che oggi sono qui per fare il giuramento. E ancora più in particolare vorrei rivolgere un saluto alle donne, alle dottoresse, no? Che dovranno nella loro vita... Saranno tantissime, quasi tutte donne. Sì, adesso abbiamo avuto anche il superamento, no? Nelle iscrizioni, forse anche nelle lauree delle donne medico. Ecco, mi rivolgo in particolare a loro, sappiate che è possibile conciliare la vita di madre, la vita familiare con la vita lavorativa, e vi assicuro che questa vostra scelta, questo lavoro vi darà sempre tante soddisfazioni e gratificazioni nonostante le difficoltà. Grazie. Grazie mille, grazie mille. Lì davanti per la foto. Grazie dottoressa. E facciamo un piccolo break tra i saluti delle autorità e vi invito a guardare adesso dei video. Ci sono dei dati e c'è una domanda molto importante. Sono stati diffusi solo pochi giorni fa, inizio settimana, dalla FNOMCEO, la Federazione Nazionale degli Ordini, che ha voluto celebrare con 2 giorni di convegno a Roma i 45 anni del Servizio Sanitario Nazionale, 45 anni che abbiamo la sanità pubblica. Servizio Sanitario Nazionale, perché è importante? È il momento di impostare una riorganizzazione generale del Servizio Sanitario Nazionale, per costruire una nuova fase di riorganizzazione e di rilancio dei servizi, eliminando ritardi e disuguaglianze non più accettabili. Un servizio pubblico di sanità efficiente è anche un bene per l'economia di questo Paese. Credo che non ci sia dubbio che garantire l'assistenza sanitaria a tutti sia assolutamente la più importante conquista di civiltà degli ultimi secoli. Questo sistema è uno dei grandi progressi che ha fatto questa nazione. È una struttura esemplare in tutto il mondo. Va garantito e tutelato, non va assolutamente smantellato, perché è segno di civiltà ed è segno di democrazia. È una delle opere fondamentali, probabilmente la trasposizione costituzionale in pratica nei diritti dei cittadini e della collettività. Non possiamo assolutamente rinunciare a quella che è l'infrastruttura sociale più importante per tutte le cittadine e cittadini italiani. Le scelte politiche sono importanti. Il sistema sanitario nazionale deve essere preservato affinché la salute non diventi un fatto collegato alla ricchezza. Il Servizio Sanitario Nazionale rappresenta una salvaguardia sociale, un'ancora che ci protegge dalle tempeste improvvise della vita e inoltre ci ricorda costantemente l'importanza di dare priorità alla nostra salute. Indubitabile il valore inestimabile del Servizio Sanitario Nazionale, il diritto alla salute come diritto costituzionale. Abbiamo il dovere di tutelarlo, rinforzarlo. Il nostro Servizio Sanitario Nazionale è nato per questo. Il Servizio Sanitario Nazionale è importante perché crea salute e crea benessere. E il benessere non è solo fisico ma è anche un benessere economico.
che solo l'accesso di tutti i cittadini in pari condizioni alle strutture mediche è condizione essenziale per assicurare il diritto all'eguaglianza reale. Ha prodotto effetti importantissimi anche negli indicatori di salute della popolazione italiana. Oggi credo che debba essere innovato, non smantellato, non ridotto. Elemento di garanzia della democrazia, un sistema aperto a tutti i cittadini che tutela il diritto fondamentale che è quello della salute. Stiamo lavorando in questi anni insieme ai medici di medicina generale per costruire con efficacia un sistema di sanità territoriale. Stiamo assistendo a un progressivo degrado dei livelli di copertura del Servizio Sanitario Nazionale. Continueremo a salvaguardarlo in ogni modo possibile, per rispetto alla Costituzione, per rispetto ai cittadini e per rispetto alla nostra professione che tende alla salvaguardia della salute. Grazie al Servizio Sanitario Nazionale cresce l'economia, cresce l'occupazione, crescono i professionisti, cresce soprattutto la nostra civiltà.